53. Secondo? Tutti? Grazie Presidente, andiamo avanti. E Lucrezia Cosa. Quant'è che ne devo fare? 3 chilometri. Cioè lui per mezz'ora deve stare qua a guardare questi che fanno 8 giri dei cosi. 12 e mezzo. Sei seria? Ma anche poi difficilissima, cammina te 12 giri così, tacco punta, tacco punta, tacco punta. E poi non guarda già l'orologio. Dai! Esatto. Questi gareggiano fino a quanto, scusa, per mezz'ora? Dopo tutto lo fanno quando tutti andavano a casa. Che sostano sulla pista di spostarsi perché è in corso la gara di marcia. Cortesemente liberare per l'ultima volta alla premiazione dal Fogo Margherita, Stenico, Anna Chiara e Biasioni Valeria per il disco junior femminile. Cerimonia di premiazione del lancio del disco junior femminile, terza classificata Margherita Dal Fogo, secondo posto per Anna Chiara Stenico, linguistico di Trento 18 e 34, titolo provinciale per Valeria Biasioni. Siamo pronti con il disco junior? E allora diamo corso alla cerimonia di premiazione del disco. Sì, scusate, l'avevamo già preannunciata e premiata. Scusate, adesso tocca al disco allieve.
Mi ero distratto con la marcia, torno in me, eccomi. Chiamiamo al podio Evelyn Turrini del Da Vinci di Trento, Tonini Anna del Filzi Rovereto e Cazzanelli Martino. Vai Luca! Salto in lungo, junior femminile. All'ultimo giro della gara di marcia allievi, in palio il titolo provinciale e la partecipazione al campionato italiano studentesco. Attenzione all'arrivo della gara di marcia, ecco i due sfidanti, sembra aver preso il largo, non leggiamo più il suo numero, si è staccato. Ultimo giro in alto in mancanza eventuale di scarpe chiodate, non tutti ne sono in possesso, quindi prendiamo la decisione definitiva di annullare le gare di ostacoli e salto in alto per tutte le categorie.
allieve alla partenza. Lo so, non sapevo. Ciao ciao lui. Intanto che si conclude la gara di marcia ed intanto che si preparano le allieve partecipanti alla gara dei